Benvenuti napoletani, se amate il Napoli con tutto il cuore premete il tasto mi piace ed iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle principali novità del Napoli. Il Napoli è diviso tra campo e mercato, mentre la squadra, guidata da Walter Mazzarri, è in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa italiana. Il club è molto concentrato sulle dinamiche di mercato. È innegabile che i partenopei abbiano bisogno di rinforzi immediati per provare a qualificarsi alla prossima Champions League. Il cast è già forte, ma alcuni elementi non si comportano come previsto. È il caso di Lindstrom, il vero oggetto misterioso della campagna abbonamenti estivi dei napoletani. Ha pagato più di 25 milioni di euro qualche mese fa per l'Eintracht Francoforte ed è finito, guardando le scelte delle ultime settimane, subito dietro Zerbin nelle gerarchie di Mazzarri. Per questo all'attacco possono arrivare anche dei rinforzi. Il nome che attira l'attenzione del Napoli è quello di Sean Gonge, attaccante belga del Verona che sta facendo molto bene in questa stagione. Secondo lo specialista di mercato di Sport Italia, Alfredo Pedulla, ci sarebbero novità importanti nella trattativa con il Verona per l'attaccante duttile. A fare il cambio è stato Aurelio De Laurentiis in prima persona, racconta Pedulla, che ha chiamato la direzione della Scala per provare a chiedere informazioni sull'acquisto di Gonge. Fino a poche settimane fa il Verona valutava il giocatore intorno ai 12 milioni di euro più bonus, ma dopo le ultime prestazioni positive la quotazione è salita intorno ai 15 a 16 milioni di euro più bonus. Il Napoli ha registrato l'informazione e ora sarà chiaro cosa intende fare. Anche la Fiorentina resta interessata a Gonge. Per quanto riguarda le altre trattative, è chiusa l'operazione Junior Hamd Traoré, per la quale si attende la positività degli esami medici. Il club partenopeo è concentrato su operazioni a centrocampo e difesa. Sono molto avanzati i contatti con la Fiorentina per Antonin Barak, con il quale si sta trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare un obbligo a determinate condizioni. La valutazione del centrocampista è di 6 milioni di euro. Novità anche per quanto riguarda la difesa. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Alfredo Pedulla, sarebbe stato offerto Trevor Chalobah, del Chelsea. La stessa proposta fatta anche al Milan in cerca di un difensore. Resta da vedere chi, eventualmente, approfitterà dell'occasione. Ditemi napoletani? Pensate che il Napoli abbia bisogno di molti rinforzi? Oppure no? Lasciate il vostro commento al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli!